in Prota è evidente il tuo ruolo in questa squadra è quello di salvare le partite, salvare la baracca. Ancora oggi un gol che ha portato un punto importante. Sicuramente, io ci sto mettendo il massimo impegno, sento chiamato in causa dal mister, mi sta dando tanta fiducia come la società e sto cercando di ripagarla nel migliore dei modi, segnando sicuramente per me, l'ho detto in trasmissione l'ultima volta, per me è importantissimo, lo sento davvero tanto, lo cerco davvero tanto. Sono contento che stanno arrivando grazie a questi 2 gol dei punti e dobbiamo continuare così e credo, anzi dobbiamo migliorare anche alcuni atteggiamenti e ce la possiamo giocare con tutti, come detto prima. Ecco, il gol di oggi forse è stata proprio la prima occasione nella quale sei riuscito a dialogare un po' in attacco con vantaggiato, avete avuto qualche problema, qualche fraseggio non andato a buon fine, quella lì è andata bene, sei riuscito a segnare insomma. Sì, sicuramente a volte vengono, a volte non vengono i fraseggi, noi ci stiamo provando davvero tanto a cercarci ognuno con l'altro, a fare gruppo sia in campo che fuori, perché solo così si può uscire da delle situazioni non belle e dobbiamo mettercela tutti insieme. I fraseggi vengono come il gol, se siamo davvero concentrati, anche personalmente perché ho avuto altre 2 o 3 palle dove lo potevo fare e ho sbagliato il passaggio, quindi sta anche a me essere più attento come tutti, poi a volte vengono, a volte non vengono, dipende dalle situazioni. Peccato anche perché proprio un paio di palloni sia a te sia avvantaggiato, poi erano anche arrivati, si poteva addirittura vincere questa partita, forse insomma, sarebbe stato, non credo troppo per il Padova, avrebbe anche meritato per il secondo tempo. Sicuramente, il primo tempo abbiamo durato pochissimo, abbiamo preso quel gol, ma il secondo tempo credo siamo stati lì in attacco e con tanti cross, il colpo di testa di Belchiorri, il tiro di Musacci, il tiro di Iori non ce l'abbiamo messa tutta, soprattutto il secondo tempo abbiamo avuto un grande atteggiamento, siamo ripartiti diciamo, con la mentalità giusta che abbiamo perso il primo tempo della partita. Dobbiamo continuare su questa strada e credo che i risultati arriveranno perché stiamo dimostrando che comunque ce la possiamo giocare con tutti e sono momenti che dobbiamo superare nel migliore dei modi e soprattutto col sorriso senza deprimersi. Come ti spieghi però questo primo tempo o quel che ne restava? Perché è chiaro, si giocavano 20 minuti, si partiva da un calcio d'angolo per carità, però il Carpi ha attaccato veramente poco, ha pensato soprattutto a coprirsi nei primi 20 minuti, ha trovato il gol, il palo ha fatto davvero poco nei primi 30 iniziali. Sì, perché soprattutto loro sono partiti credo più con la paura e sono rimasti più dietro. E siamo stati penalizzati da un episodio perché credo che non ci hanno messo minimamente in difficoltà, se non in secondo tempo un qualche cross con la fisicità di Ardemagni che è un giocatore di categoria, però credo che noi meritavamo anche il 2-1, soprattutto al secondo tempo quando dopo il gol abbiamo iniziato ad attaccare su vari cross, sulle altre occasioni, forse ci è mancata quel po' di cattiveria che ci poteva far vincere la partita, però ripeto sono episodi e sono episodi. Il problema a questo punto però è che anche questo è un pareggio che a livello di classifica non ce l'abbiamo. Sì, abbiamo recuperato un punto, abbiamo recuperato un punto in classifica, però sicuramente ci servono le vittorie perché ci nascondiamo dietro un dito. Sono tutte finali, adesso andiamo a Varese, dobbiamo vincere, andiamo la prossima in casa dobbiamo vincere, ci deve il derby, quindi credo che si dovrà vedere partita dopo partita e mettere il buon atteggiamento, soprattutto la cattiveria e l'agonismo giusto che abbiamo avuto oggi e ci va stare. Insomma poi i tifosi dopo il gol hanno intonato un po' di memoria di Chiesa, io lo credo risorgerò, hanno cantato. Questo è lo spirito da cui deve ripartire anche questa squadra. Sicuramente. I tifosi comunque ci seguono, arrivano anche fino a qui sono arrivati oggi, ne erano tanti. Noi dobbiamo ripagare questa fiducia e sicuramente è un buon grido che dobbiamo aspettare e dobbiamo crederci.